Buongiorno di nuovo Giorgia, live from Vinitaly on web. Sono qui con Maurizio Felluga dell'azienda Livio Felluga, al quale chiediamo le sue impressioni in merito al Vinitaly, come è andato quest'anno. Si parlava tanto di crisi e chiediamo appunto la sua impressione rispetto alle previsioni che si erano fatte all'inizio. Buongiorno, un buon Vinitaly, un Vinitaly buono proprio perché, lo dico con una certa soddisfazione, perché ci liberiamo appunto dal timore che questi mesi invernali hanno creato un po' tutto il comparto vinicolo e non solo, ovviamente per questa crisi che ha avviluppato ogni cosa. Stiamo lavorando, abbiamo avuto un sacco di incontri nuovi, delle conferme con i nostri vecchi partner sia all'estero che in Italia. Ripeto, un buon Vinitaly, spero sia l'inizio per un nuovo ciclo virtuoso che ci riporterà a breve alla normalità. Perfetto, ci parli un attimo cortesemente della novità dell'azienda Livio Felluga per quest'anno, il tappo a vite. Il tappo a vite ora può sembrare quasi un azzardo in Italia, è visto come una novità, a volte una stranezza, a volte un tradimento. Il sughero è sempre stato il sigillo tradizionale di ogni bottiglia, di ogni buona bottiglia di vino, per cui cambiare questa tradizione non è semplice. Peraltro noi l'abbiamo fatto perché la scelta è suffragata da questioni tecniche approfondite dall'Università di Udine, con uno studio sponsorizzato da noi e altre 5 aziende friulane. Ci siamo uniti in pool appunto per finanziare uno studio e questo studio ha portato a dei risultati ottimali. È un problema però di marketing, è un problema di far capire alle persone che a volte si abbandonano certe abitudini perché si migliora. In questo caso il vino ne trae solo dei vantaggi nel breve e anche nel lungo periodo. Per cui chi vuole aiutare realmente il suo prodotto prima o dopo dovrà fare questa scelta. Certo, naturalmente questa scelta per voi è anche dovuta al fatto che esportate tantissimo all'estero, no? Nel senso, il tappo a vite è comunque molto riconosciuto all'estero più che in Italia. Beh, il tappo Stelvin arriva dai paesi più lontani, è un tappo che si sa che in Australia e in Nuova Zelanda è adottato praticamente dalla totalità delle produzioni, anche quelle di buon livello, anche quelle di nicchia. E noi abbiamo guardato con interesse questa cosa, ma chiaramente la decisione finale è arrivata attraverso uno studio approfondito, perché non volevamo che fosse solamente così un'alternativa, l'alternativa è legata a un approfondito studio tecnico, diciamo. Per cui noi che offriamo al mercato ovviamente l'alternativa del sughero, perché non possiamo da un anno all'altro pensare di stravolgere le abitudini, ma sicuramente l'orientamento dell'azienda è questo.